Era una mattina in cui mi sentivo un po' smotivato, debole, molto probabilmente, anzi direi sicuramente complice, quella, quella carica batterica di Pseudomonas aeruginosa, che nulla aveva a che fare con la monas. Cioè, che magari uno dice, ah che bello, ho pieno Pseudomonas, no? Non c'è né monas né Pseudomonas, cioè non c'entra monas praticamente. Non lo so, forse un po' reduce anche da quella troppa, come si può dire, disciplina che mi ero autoimposto di alzarmi presto la mattina, di seguire una sveglia, no? Quindi delle regole pratiche di vita. Infatti quella mattina sì, no, ma di cosa quella mattina stai parlando? Cioè, di questa, cioè, ti si tira drio a te camera che ti parli al presente, sì, sì, su me che fa su ste robe, cioè che fa figo, no? Che fa su un fiade tipo storytelling, no? Che parlo del passato, ma in realtà su me da drio a te camera che parlo di adesso, no? Ah, ok. Tipo i Griffin che a volte sì, tipo i Griffin che a volte. E niente, quella mattina decisi di lasciare, aspetta, mi sono proprio per alzare dal letto, di lasciar scorrere il corpo così come doveva scorrere e pertanto, invece di alzare il mio bellissimo culone, grosso ma tenuto bene, dal letto alle 7, lo alzai alle 10 e qualche minuto. Buongiorno Italia. Oh, ragazzi, volevo farvi vedere, adesso dovrò fare un attimo un piccolo lavoro, vabbè, perché tanto il cliente non sa che sono qua raduno e quindi, vedi, questo è il bello, no? Tu puoi viverti comunque una pacchia, guarda te, ecco, invece di dirti guarda fuori, te conto cosa sto facendo e tu intanto guardi fuori, no? Guarda, è veramente tattico come posto, eh? Bisogna ringraziare Thomas Broto. Thomas Broto è un nostro caro amico, lo trovavi spesso nei video, credo che ci sia stato sempre in tutti i raduni, e è quello che adesso ha il Mercedes Simmer, quello figo, quello sì, quello un po' vintage, ma quello, vabbè, il classico, dai, il Mercedes Simmer, quello classico, quello figo, no? Quindi grazie Thomas, e continuiamo a vedere a Mettisana in ebollizione senza ombra di dubbio, ma anche, guarda che rassa di posti, siamo in riva a sto fiume, che sarebbe il Po, no? Vedi tu che serve io studiare geografia, cioè non serve che tu arrivi qua e leggi nei cartelli o su Google Maps che è il Po, no? È servito sbattere giorni e giorni sui libri da piccolo invece di giocare o a crescere le proprie facoltà intellettuali con altri strumenti, no? Questa bellissima tisana con all'interno del ginger tagliuzzato. Poi, mica odio sti inglesismi. E il ginger, cos'è che era? No, zafferano. Cosa era? Dai, che roba quei radici. Dai. Vabbè, dai, insomma, dai, vai, zappa qua. E il ginger, lì, sta roba qua. Vedi tu? Sta roba qua che appare un ramo secco, metti a fuoco, macchinetta di merda con quello che ti costi. Vieni qua. Che il ginger ha proprietà antiossidanti e in qualche modo quindi purificanti, no? Quindi ti dà un singano puro, purificato, sì. Comunque dai che ti rovino, ti spoiler un attimo, cos'è sta ciclabile stupenda che va sia a destra che a sinistra, no? Sì, non sta fermo qui a te camera, sì, sta buono, prima mattina con zoom. E dopo giù di qua, no? Ok, c'è un baretto simpatico in una chiazza, che vai giù con le, no, una chiatta che vai giù con le scale, è bello, proprio in riva al piave, una figata, bellissimo, ci andremo. Il paesino a 1 chilometro, i nostri amici toscani, anzi toscani, sono andati a prendere le loro cosine, io e Ezio andremo dopo e basta, cioè, oh, serve di ste robe, cioè sono robe interessanti, cioè un entra, no, scusa un attimo, ragiono un attimo, uno entra su YouTube e là a sentire uno che dice che va a fare la spesa, manca menuna, dice che va a fare la spesa, cioè va a menuna, c'ha quella con menuna,
Guarda che belli vecetti, che invece di avvelenarsi al bar, o se invece di avvelenarsi al bar, come diceva Umberto Saba nella sua bellissima poesia La città vecchia, ripresa poi dal nostro buon Fabrizio De André. Una gamba qua, una gamba là, gonfi di vino, 4 pensionati mezzo avvelenati al tavolino. Si trovano qui, in riva al Po, a guardare il fiume, no? Un po' come ricorda sempre l'Alessia, quando Renato Pozzetto e gli abitanti del villaggio si mettevano a guardare il treno, no? Ora tutti con le sedie lì aspettavano che passasse il treno. Per carità, cosa sana, io ci sto un po' ricamando sopra, però veramente cosa sana e invidiabile sotto alcuni punti di vista. Si siedono qui a contemplare la bellezza di questa natura, no? Che può rievocare antichi ricordi nelle loro percezioni, perché in fondo questi ricordi appartengono ai nostri antenati, no? E vengono poi scritti, chissà dove, sicuramente nel nostro DNA, ciao nonno, e ricordati poi dai posteri. Italia, guarda che spettacoli, grazie Thomas. Ma adesso che le sa dio la carza qui nonni, caro del signore. Dopo sì, vedrete chi è la terra, intanto che posti. Pensa, è grande il Po, su la verità, suoni una bugia, no? Siccome è il fosso dei stretti. Per la ciclabile ci ho creduto poco, nel senso che non ho voluto portare a mountain bike elettrica, anche perché l'ho provata in pianura, mi diverto veramente poco, in montagna mi diverto come un pazzo, quindi niente, per le pianure così tengo la muscolare, che difatti ho portato. Coi tu sempre tanto pazienti, ci siamo fermati un attimo, sì, aspetta, perché mi piace contate tutti i dettagli inutili, no? Esatto, ci siamo fermati nel negozio di biciclette, abbiamo cambiato la camera d'aria e basta, adesso siamo qua con la Shingano Bike 1.0. Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by. You can spend the night beside her. And you know that she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength, and she lets the river answer that you've always been her lover. And you want to travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. And Jesus was a sailor when he walked upon the water, and he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, he said all men will be sailors then until the sea. Ah, ecco, mi sembrava strano, infatti leggi anche qua, progetto cofinanziato dall'Unione Europea, difatti questo lo trovo scritto su ogni area camper gratuita, il che significa che quando finiranno mi pare 5 anni, ok, di aiuti da parte della Unione Europea, qua sarà tutto a pagamento tipo Cavaino. And you want to travel with him, and you want to travel blind, and you think maybe you'll trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Andiamo Amy. La Terry! Sì ragazzi, eccola qui, la Terry, che vedi è un gatto del Bengala, no? In quanto del Bengala, vedi, è già abituato a mimetizzarsi, questa volta, vabbè, non per cacciare, ma per giustamente, no, aspetta Ezio, per giustamente difendersi dal CP che è qua, che lo ha già visto, no? Carina, è ancora cucciolotta. Terry! Non è che dopo bisogna chiamare i vigili del fuoco, dai. Ora ragazzi andiamo in paesino a prenderci un qualcosina di genuino, che non si sa mai, no? E voglio andarci alla vecchia maniera, senza telefonini, senza mappe,
a istinto e ritrovare, per carità è 1 chilometro, 2, però comunque voglio arrivarci così. Oh ragazzi, ma a parte il gatto del Bengala, curate Ezio che in un furgonato ci fa stare anche la bici. Guarda che sei il primo che fa stare una bici, per carità pieghevole ovviamente, dentro un furgonato, cioè il primo che io conosco intendo. Approfittiamo della solita gentilezza di Ezio, in quanto molti vogliono capire quanto ci si mette a aprire una bici. Guarda, tempo reale, e non sono un fulmine di guerra. Esatto, sta facendo normalmente. Pronta? No? Pedali? La sella. E alzare un pochino la sella. Comunque ragazzi, sono passati pochissimi secondi, Ezio sta facendo tranquillo, lo vedi? Eccolo là, pronti? Figata! Ragazzo, qui in paese, precisamente a Borgo Mantovano, siamo all'incirca 1 chilometro circa dall'area camper, c'è un'altra piccola area camper sempre gratuita, ma questa, a differenza dell'altra, ha il carico e scarico, ok? Oppure è contrassegnata solo come carico scarico, però incredibilmente c'è la colonnina anche qua, quindi veramente è apprezzabile, anche se, vedi, è una roba strana. Perché io sto notando che dove ci sono queste belle aree camper con tutti i servizi, la corrente, no? La corrente anche quella, no? Quella sfigata, quella che tiene, eccetera, non c'è niente da andare a spendere sky, tipo San Francesco, eccetera. È strano, è quasi un controsenso. Cioè le aree camper che richiamano i turisti le mettono dove c'è poco da spendere, cioè c'è poco da reincamerare dentro, mentre nei posti un po' più turistici là è tutto a pagamento, è anche caro, tipo a Barcis, e allora la gente evita il più possibile di andare in quei posti. Ritiro tutto quello che ho detto, nel senso che il paesino invece è grande e c'ha tanti negozi, quindi tante attività, e quindi sì, molto grande. Adesso siamo alle alimentari, però Singano come sempre ha dimenticato la mascherina, quindi 2 o 3 bestemmie nel dietro alle quinte e poi ha riacceso la telecamera per dire sta roba. Cazzo, a sapere che eri... Di che roba i camperisti che arriva in macchina e dopo va via, di che roba? E tu, queste robe che succede, no? Con a mujer. Cosa? Dove ho sconto ero qua. A mujer, che sarebbe la moglie in vicentino, anche se sull'uso di Brescia, e dice adesso è Brescia perché l'accendono sul mio Brescia, sai, a conta. E la mujer è quell'individuo femminile che ti chiama e ti controlla e tu devi giustificarti e dirti no, adesso devo lavorare, no, non so col Singano, il Singano chi che lei, non so, mai sentito. Avremo camper che arriva, dica ciao amici, Tari, uccio mata, è scatenatissima, Tari, uccio, la stiamo, Che non mi vada troppo su. Eri no troppo su, la stiamo addestrando per legare la gente, così poi gli rubiamo il portafoglio e scappiamo. Ciao amico mio, vedi tu, quale è un parente del CP, perché i Jack Russell, un Jack Russell, hanno comunque sangue terrier, infatti ti vedi come che il segna, come il tutto agitato, il cuore eccetera, è proprio una caratteristica di sti cani qua. Bella cosa che ci hanno raccontato i nostri amici qua. Allora vedi quella barca, no, che era stata filmata stamattina, è un ritrovo dei noneti tipici qua del posto che si trova là e da sole graspe, de vin e tutto qua, ma sul serio, vedi il loro baretto privato, come quel camper che avevamo visto ai laghetti che era stato svuotato tutto dentro e c'erano solo gli sgabellini e i tavolini, ti ricordi? E qua stessa roba, mentre il bar per voi comuni mortali, ok? Quindi per voi vecchiotti non tipici, è qua giù, vedi? Dove le driondar Andrea. L'esagerazione di Amy ogni volta. Amy sei esagerata. Tanto sai che non te li diamo, non puoi. Non si può perché il Pippo ha avuto la pancreatite. Magari l'unico eccezione potrà essere magari domani un osso, massimo 2, più che altro per le gengive e i denti. Mamma mia quanti insetti, ha rotto il pene. Comunque Italia quiz, indovina di chi è quel camper là? È lui. È lui? Senti cosa dice. Questo bruttissimo elemento che ci siamo portati via dietro durante tutto il viaggio dei Balcani. Mamma mia, senti che roba, aspetta che no, devo fare il regalino a Alessia, perché tu sai che Alessia una volta quando eravamo in Toscana è andata apposta a chiedere informazioni a una signora per un luogo che in realtà non ci servivano, solo esclusivamente per sentir parlare quella signora in toscano, no? Perché le ricordava una sua vecchia insegnante, no, di italiano. E quindi approfittiamo, no? Chiediamo ai nostri amici com'è che si chiamava lo zucchero che non hai? Zucchero di canna. Ah, hai sentito Alessia? Ah, però prima non l'aveva detto, meglio ancora.
prima aveva detto proprio... di canna. No, adesso no, perché... Di Anna. Quella là, prima l'ha salate. detta bene, Di perché Anna. vedi cosa succede? Quando due persone la parlano e la hanno, nuccia. esatto, hanno empatia fra di loro, si mescolano anche i dialetti e gli No. accenti. Infatti lei, non dico che ha parlato veneto, però si è avvicinata a No, me. lo sai perché? Io so provincia di Firenze, Eh, lui è provincia d'Arezzo. cioè, senti, Io Ale, sono più senti. fiorentina e lui è più aretino. Allora, stando da 30 anni, Che uno bello, è fammi sentire aretino. Alessandro, quello Mi sta dei camperisti facendo perdere abusivi. un po' Ciao Ale. l'accento fiorentino. E parlo un pochino più aretino da... Allora, falla finita. Io lo dico, Fantastici. noi allò a Firenze e non si dice, non Fantastico. esiste beh. noi allò a Che Firenze, sei cinesi, dica. capito? Allora mi sta facendo... Dimmi, Terry. Abbiamo preso un caffè al bar. Mi sei incastrata? Ah, te stai guardando il mio microfono e la roda. Tutti voi animali ce l'avete su col mio microfono. Anche la Zoe, quando siamo andati a trovare la prima volta al canile, ossessionata da sto microfono. Vedi, adesso lei fa la preziosa, dice no, io sono diversa, non sono ossessionata, quindi vedi, gira lo sguardo, no? Come per dire, non sono schiava di questa attrazione istintiva nei confronti del tuo microfono che si chiama gatto morto. Dead cat, è proprio il termine tecnologico specifico di questi microfoni, no? Non sei Luca, non sei Olfo? Chi che sei? Dica. Te devo farlo vedere, guarda come bambini, guardate il capottino di questo cane a tema di Howling, bellissimo. Simpatica questa storia, no? Che arriva il sciuretto e ci dice su vogliamo il dessert e ci offre il cacco che ha colto. Cioè è simpatica questa roba. Sì, nulla per carità, però simpatica, piacevole. Italia no, perché ci sono qua, però sta roba, vedi? Piena di fioretti, gentilissimi, anche a quello che le è venuto qua e mi ha offerto il cacco, è una roba veramente incredibile. Poi vedo i carabinieri, già la seconda volta chi passa, quindi veramente almeno, non lo so, al momento mi sembra una bellissima zona. Tieni conto che siamo in mezzo a una ciclabile, quindi voglio dire, a stare che parcheggiamo i camper, fermiamo i cavo i nostri, i pranzetti in riva al fiume, guarda che bello pranzetto in riva al fiume, è bellissima sta roba, perché magari vedere in video è un conto, provarlo dal vivo, non dico che sia un'emozione, però insomma in riva al Po, è strano, dai, è particolare, quindi insomma niente, è proprio un bellissimo posto e poi al momento lo consiglio. Hai visto? È arrivato anche il Tripolo e consorte. Il Tripolo, per non venire a passeggiare, è lì che cazzeggia, tira su tutti i discorsi scientifici, vedi? Tutti i convegni, no? Vedi tu, tutti questi discorsi, fisica, metafisica, chimica, medicina, tutto per non andare a fare un giro fin paese. Comunque signori, se mai un giorno guarderete questo video delle puntine del mondo, io vorrei veramente capire chi cavolo è che ha creato questo capolavoro dove trovi gratuita l'area camper, col corrente, eccetera, 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 tutte queste panchine che sono veramente gradevolissime in riva al fiume, i bagni, cioè prova a immaginarti una famiglia che viene qua, che ha i tavolini picnic, ha i bagni, eccetera, eccetera. Esatto, adesso te lo testa subito Tripolo, ok, per verificare la qualità e soprattutto, per carità, non che siano gli unici, li abbiamo visti spesso in tutta Italia, però anche queste famose colonnine di ricarica per le bici elettriche con la pompetta, cioè è veramente apprezzabile, è tanto curato questa zona, veramente. Tripolo ci dà il voto? Voto Ristoratori. Voto buono, direi. Voto 10. Voto buono. 10? No, troppo. Troppo? Facciamo 7? 8? 8. Sì, stanno iniziando ad arrivare tutti adesso, però noi giustamente eravamo in giro. Vabbè, non so, ragazzi. Non so, a compremo o non a compremo? A me non piace. Volevo, esatto, tirando fuori Luca dall'inquadratura, perché dobbiamo fare una roba bella, guarda che tramonto, ci vuole il cavalletto, guarda che capolavori, guarda che colori un po' frufru, ma belli. Direi che in qualche modo iniziamo. Abbiamo diviso i camper, a parte Olfo che abbiamo un attimo chiuso l'occhio perché è l'Olfo Bar, e messo di là, no, volevamo fare sta roba, questo esperimento, tutti i van, no? Quindi tutti i van dalla parte là, come fossi a Pestai, e i camper da sta parte, a parte l'Olfo, te l'ho detto perché c'è l'Olfo camper. Aspetta Italia che non inquadro Olfo perché questa è la seconda Sony A6006, quella di prima è morta facendo una foto all'Olfo. Sì, è il gatto morto, non si vede.
sai che c'è? Io avevo un coso del vino del Singhero. Non so, secondo me vale la pena. Guarda Singhero? Mi sai dire che il proprietario Garaletti che è invecchiato, grazie. Guarda che è arrivato il gatto. C'è la terra. Direi che adesso mettiamo i tua nanna, quindi la macchina fotografica. Ci salutiamo con CP che è qui che è elemosina e va a leccare perfino la verdura grigliata per terra. Perché tutti no ci credono che lei sta morendo di fame, vedi che ha tutte le ossa fuori. Già.